0 gradi a Pordenone, a San Vito al Tagliamento, -2 a Barcis, -8 in Piancavallo e le temperature percepite sono ancora più basse a causa del vento, con la bora che a Trieste ha toccato i 151 km all'ora. È ufficiale, l'allarme freddo si fa sentire anche nel Friuli occidentale. Per le prossime ore i meteorologi dell'Osmer ARPA prevedono il rischio di nevicate in montagna e di ghiaccio in pianura. I pordenonesi sfidano la colonnina di mercurio coprendosi il più possibile per sopportare il disagio del gelo. Tanto. E problemi, sì, speriamo che non venga la neve anche qui, perché non mi piace. Sui banchi del mercato impennata nella vendita di berretti, sciarpe e guanti. Col freddo, sì, dai, un pochettino. Per chi lavora fuori ha questi problemi, troppo gelo, gente non ce n'è, lavora sempre meno, il ghiaccio, il vento, l'acqua si gela, sono bravi chi viene fuori a comprare. Mobilitata la protezione civile. A Cimpello, frazione di Fiume Veneto, i volontari si sono esercitati alla emergenza ripulendo l'alveo del corso d'acqua in vista della realizzazione di un bacino di contenimento necessario in caso di piene. Ma più che l'acqua sono i fiocchi a tenere in allerta i volontari, pronti nel caso a interrompere l'addestramento per andare in soccorso agli automobilisti. L'amministrazione comunale ha predisposto un piano neve, collaboreremo insieme con il personale dell'ufficio tecnico del comune, abbiamo un centro operativo. Per evitare problemi alla viabilità, la provincia ha pronte 5 squadre di operai in aggiunta alle imprese private incaricate sempre della distribuzione del sale. E da una centrale operativa anche tutti gli operatori di trattori, terzisti che sono stati allertati sono a disposizione. Ma siccome gli enti non potranno arrivare dappertutto, nel capoluogo il comune renderà operativa un'ordinanza che impone ai residenti di spalare la neve e il ghiaccio davanti all'ingresso delle proprie case.